Ogni libro che aprirete sarà una meraviglia dal punto di vista della letteratura e delle immagini. Vi presentiamo nel Planetarium, che è la sezione speciale della mostra che vi fa vedere le stelle in un libro meraviglioso di poesie della notte e del giorno, di ogni cosa intorno, che contiene persino una poesia dedicata a Malala, premio Nobel per la pace, edito da Topi Pittori, illustrato da Marina Marcolin. E poi vi facciamo andare in Scozia, così come dice il nostro cardo sull'immagine di comunicazione, per conoscere le fiabe scozzesi, ma anche per incontrare i protagonisti di questo settore che in Scozia è molto vivace, con l'Edinburgh College of Art, lo Scottish Storytelling Center e con gli artisti dell'Edinburgh Printmakers. Adesso le immagini debordano dappertutto tramite la televisione, internet e anche il libro. Quando è nata la mostra era una grande novità e quindi a tutti viene riconosciuto questo anticipo dei tempi alla mostra di Sarmede, che quindi si è fatta conoscere ancora 30 anni fa in tutto il mondo e che quindi ha questa primogenitura nel campo. Credo che questa mostra continui ogni anno a rivivere con più intensità e con più amore, proprio per il fatto di interpretare la vita che ci circonda con occhi e prospettive diverse, reinterpretando la realtà in modo tale che anche i bambini più piccoli riescono ad apprezzare le bellezze che ci circondano, staccandoli per quell'ora di visita all'interno del Palazzo Mostra da quella che è la vita frenetica che ormai coinvolge anche loro. Una delle tante eccellenze del nostro Veneto, sono riusciti ad abbinare cultura, fantasia, territorio, turismo. In pratica in questo piccolo paese, attraverso la scuola dell'illustrazione per l'infanzia, hanno messo assieme tutto il territorio e hanno creato un'eccellenza a livello mondiale, tanto che è frequentata da alunni di tutto il mondo. Dei 320 circa alunni del 2014, 270 erano italiani, il resto erano stranieri provenienti da tutte le parti del mondo. Abbiamo premiato una partecipante storica per il suo curriculum e abbiamo premiato la più giovane, 17 anni, perché già da 6 anni partecipa alla scuola di Sarmede, è già a buon punto, ma soprattutto è conosciuta a livello nazionale e abbiamo dato un incoraggiamento perché lo merita senz'altro. Per me appunto la scuola di Sarmede è stata un'occasione, un'opportunità per conoscere artisti e illustratori di grandissimo talento provenienti da ogni parte del mondo che non avrei mai potuto incontrare personalmente altrimenti, e di stringere anche amicizie con gli allievi che poi hanno frequentato i corsi. E la mostra naturalmente è un panorama ricchissimo, per anche questa è un'esperienza formativa, cioè guardare la mostra rappresenta un arricchimento, una crescita per qualsiasi illustratore. Io ho collaborato con Sarmede per alcuni libri che sono stati pubblicati anche in collaborazione con il Gazzettino, scritti da Laura Simeoni, e ho partecipato ad alcuni concorsi e ho vinto qualche premio. È difficile riuscire in quello che vorrei fare, però sarebbe disegnare e diventare un'illustratrice o comunque in ambito dell'animazione. A me piace disegnare moltissimo i gatti e i ragazzi con i capelli lunghi.